Siamo nuotatori dei Murassi, siamo nati nel 2010, esattamente abbiamo partecipato alla traversata del Golfo di Trieste a staffetta. I soci fondatori siamo io, Tiziano Tennaro, Andrea Bullo, che è presente, Luca Carnio, che non c'è, Alessandro Ballarini, che non c'è. Questa gara era di chilometri 16 a staffetta e da lì appunto il nome Nuotatori dei Murassi. Da lì abbiamo continuato, siamo tutti dei nuotatori associati e dal 2015 abbiamo visto l'entusiasmo di questa gara, abbiamo fondato questa associazione sportiva dilettantistica Nuotatori di Murassi, abbiamo partecipato già quest'anno 2015 ai campionati italiani UISP con ottimi risultati, abbiamo un campione italiano sugli 800 che non è qui presente, Gaetano De Liguanti, il quale anche parteciperà alla Pirano Venezia. Vi presento i nuotatori, alla mia destra Uscotti Renzo, Marco Gorin, il campione del mondo famosissimo, Pescatori Fabrizio, Stefano Di Stefano, Bulla Andrea, mio vicepresidente, Massimo Penso, Filippo Camarata, Sebastiano Cibieni. E gli assenti, scusate, sono Luca Carnio, Gaetano De Liguanti e Alvise Bonivento. Presento l'iniziativa che abbiamo voluto con i nuotatori dei Murassi, la Pirano Venezia. La Pirano Venezia perché? Perché è una tratta storica dell'antica Serenissima Repubblica, infatti è denominata la Via del Sale, e i veneziani appunto andavano a prendere il sale a Pirano e lo portavano nella Serenissima Repubblica. E noi vogliamo ripercorrere quell'antica via, però facendo un'impresa a nuoto che non è mai stata fatta fino ad oggi. L'impresa sarà di circa 100 km, forse qualcosina in più, e partiremo dal faro di Pirano e arriveremo al Consorzio Alberghi al Lido di Venezia. E durante il tragitto l'impresa sarà a staffetta, cioè cosa vuol dire? Ogni nuotatore farà una parte del chilometraggio necessario per arrivare fino al traguardo, e quindi essendo in 12 verranno pressappoco circa 10 km a testa, che vuol dire un paio di ore a testa. La nostra idea non è quella di percorrerli tutti 10 in un colpo solo, ma di darci dei cambi ogni 20-30 minuti. Questo per essere anche più veloci e per rimanere nel limite dei tempi di circa 24 ore per arrivare appunto a Venezia. Perché Pirano? Perché Pirano ha un legame storico con la città di Venezia. Infatti nasce già il rapporto con Venezia già dal 1100. Prima sotto forma di rapporti diplomatici commerciali, fino ad arrivare a una vera e propria unione politica. Infatti da Venezia, da Pirano, partivano le navi cariche di sale che arrivavano a Venezia. Quindi il sale è per Venezia una fonte di ricchezza e da là è nata l'idea di fare partire questa avventura da Pirano. Per questa traversata ci siamo preparati in vasca, in piscina, dove abbiamo una condizione ottimale per nuotare. Poi per perfezionarci e per abituarci effettuiamo allenamenti in mare di vari chilometraggi, e questo serve anche per prendere confidenza un po' con le condizioni marine e soprattutto per condizione psicologica a dover rimanere tante ore in acqua, che a volte si arriva anche alle 3 ore. Per quanto riguarda l'organizzazione dal punto di vista logistico, saremo seguiti da 2 barche a vela molto grandi, messe a disposizione una da Venice for Sea di Maurizio Darai, che ci scorterà anche durante tutta la traversata, e l'altra da Venice Race and Cruise Charter Agency, che metterà a disposizione la seconda barca. L'impresa oltretutto verrà seguita dalla Guardia di Finanza quando entreremo nelle acque italiane. Il nuotatore avrà il supporto di questo tender che gli sarà vicino anche di notte,
L'impresa infatti, essendo svolta in 24 ore, comprende anche la notte, forse la parte più difficile di questo nostro evento. Per la notte abbiamo preparato un sistema particolare di illuminazione sia per le barche a vela grosse sia per il tender. Il nuotatore quindi dovrà seguire direttamente questa luce davanti a sé e questo permetterà appunto di poter tenere la rotta prevista. Il nuotatore sarà seguito da vicino da uno dei tender delle 2 barche a vela, quindi la scorta sarà molto prossimo al nuotatore in caso dovesse esserci qualche problema. Le 2 barche a vela sono organizzate invece per permetterci di seguire anche la rotta correttamente con i sistemi di navigazione appunto delle barche a vela. A bordo avremo anche un medico che seguirà tutta l'impresa con la relativa attrezzatura. Avremo bisogno di preparare quello che sarà l'alimentazione per il nuotatore durante la traversata e quindi anche per questo abbiamo dovuto seguire delle logiche di organizzazione molto ristrette e molto complesse, in quanto a bordo della barca non possiamo cucinare come se fosse una normale cucina di casa. Tutto questo consentirà appunto lo svolgimento entro i termini e i tempi previsti per l'impresa. Oltre agli sponsor maggiori, cioè le 2 barche appoggio, ci sono stati altri sponsor che hanno supportato l'impresa, hanno creduto in questa avventura. L'Avis Comunale di Venezia, che ha dato un contributo per realizzare dei bellissimi costumi da acque libere, la New Murano Gallery, che con i suoi maestri vetrai ha creato delle bellissime coppe in cobalto, e la locanda Casa Petrarca o albergo Casa Petrarca, che ha realizzato delle magliette per l'evento con la collaborazione delle piscine Quinto. E tra gli altri sponsor poi c'è il salumificio Brugnolo, la farmacia internazionale del Lido, l'X-Geo, che è uno studio di geologia, Pratica Servizi della Giudecca, la Veritas, Modulo 1961 e l'Ins Discount, che ha fornito tutte praticamente i cibi gli alimenti, la cabusa per le barche. E l'ultimo, l'arrivo sarà alla spiaggia Consorzio del Lido, che ci farà un buffet e preparerà delle pedane per la premiazione, e con uno speaker che ci accoglierà e intrattenerà gli spettatori nell'attesa del nostro arrivo. Abbiamo cercato di dare massimo risalto a questa impresa attraverso le testate giornalistiche locali, quindi sia Gazzettino che Nuova Venezia ci hanno dato degli spazi, e in particolare qualche settimana fa, quando siamo andati all'Avis anche a donare il sangue, il Gazzettino appunto ci ha destinato un bello spazio sul giornale. E abbiamo scritto un articolo anche su una rivista specializzata, Laguna Mare, e cercheremo di dare altrettanto risalto al nostro arrivo, dando i risultati di questa impresa ai giornali. E l'intento sarà quello non solo di dare pubblicità all'evento in sé, ma anche di far vedere alla gente, ai giovani, quanto bello può essere nuotare in acque libere e organizzarsi e attivarsi per creare questi eventi che sono di sicura soddisfazione. Durante l'impresa vedremo di documentare il più possibile il tutto, quindi saremo presenti con foto, filmati, e vedremo di mettere quanto prima tutto questo materiale sia sul nostro sito sia sui siti, diciamo, amici che ospiteranno i nostri link e appunto i nostri video. La nostra è un'associazione giovane, ci siamo costituiti con la WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, ma abbiamo anche il supporto della Federazione Italiana Nuoto, che ci fornirà il cronometrista e anche il giudice della gara che suggellerà la nostra impresa. Questa, diciamo, è la nostra prima vera manifestazione, anche se abbiamo già partecipato ai campionati italiani WISP in vasca, con anche delle belle soddisfazioni, perché un nostro atleta si è laureato campione italiano nei 200 misti.
questa comunque sarà la prima vera impresa ed è anche un'impresa che speriamo di ricordare come impresa importante proprio perché è un'impresa in gruppo, in staffetta e che vuole sottolineare i valori di amicizia che ci legano. Speriamo che questo possa essere uno stimolo per le nuove generazioni e che possano ispirarsi alla nostra impresa per compierne anche di più grandi. Per questa impresa noi ci troveremo il giorno 16 a Venezia e ci imbarcheremo nelle barche appoggio, dove faremo la traversata di andata a Venezia-Pirano. Il giorno dopo, il 17, si partirà a nuoto dal faro di Pirano per ritornare a Venezia. L'impresa si svolgerà in 24-25 ore e noi dovremmo arrivare al Consorzio Alberghi di Venezia il giorno 18, che è anche il giorno del Redentore. Come sottolineava il mio compagno Scotti, noi arriveremo a Venezia al Consorzio Alberghi sabato intorno alle 14. È la festa anche del Redentore e perciò nella spiaggia antistante ci sarà un bel party dove siete tutti logicamente invitati e a venire ad accogliere noi che arriveremo da Pirano. Vi aspettiamo tutti lì e ci vediamo sabato 18 in spiaggia. Volevo ricordare che siamo presenti anche su Facebook, su Twitter e abbiamo un sito che è www.nuotatorideimurassi.it.